Buongiorno a tutti. Due brevi riflessioni. Intanto voglio ricordare che questo è un investimento che facciamo come al solito sugli uomini e le donne che scelgono di fare, di accogliere questa sfida. Chiedevo prima al dottor Melchior da quanto tempo ne parliamo, sono circa un paio d'anni. E penso che oggi, se dovessimo far sintesi totale della presentazione, che è a favore della stampa, perché questa è una conferenza stampa, dovremmo dire che qui nasce il primordio di quello che diventerà un centro del ginocchio. E vorrei ricordare che questa tecnologia, avete sentito, no? Il tema della riabilitazione, la precisione, il tema, ad esempio non abbiamo detto ci saranno meno trasfusioni, non ci saranno TAC preoperatori, insomma c'è tutto un compendio di attività che non verranno più fatte e quindi si va non solo a efficientare la macchina e il processo, ma si va a portare benefici al paziente. Sostanzialmente alla stampa e ai giornalisti che sono qua dobbiamo ricordare che si anda avanti a un progetto che diventa sempre più tailor-made, no? Di fare un ginocchio su misura, dedicato, e che sarà un pezzo unico. Lo sono anche oggi pezzi unici. Quanti ne fate qua? 180. E lo sono anche oggi pezzi unici, però avete sentito sia il dottor Benazzi che il dottor Melchior, si va in una direzione che è quella di efficientare sempre di più il processo in maniera tale da creare il minimo delle complicazioni. Noi abbiamo già coscienza del fatto che comunque un centro del ginocchio ci vuole in questa provincia, abbiamo coscienza del fatto che ci occuperemo sempre di più di pezzi di ricambio, è una brutta espressione ma rende l'idea, tanto è vero che abbiamo investito moltissimo sulla banca dei tessuti e molto dell'osso fra l'altro, e quindi sono tutti investimenti che abbiamo fatto magari non sotto i riflettori, ma in questi anni comunque hanno dato risultati che sono unici. Da noi c'è una visione che è chiara, lo dicevo anche ieri presentando una macchina alla medicina nucleare di Treviso. Nel momento in cui portiamo a casa la macchina dobbiamo già pensare che è vecchia. Se manteniamo questa filosofia continuiamo a crescere, altrimenti rischiamo di vivere di rendite di posizione, che è la peggior cosa in generale nella vita. Nella sanità rischia anche di far danni. Faccio sempre l'esempio di quando io sono arrivato in regione, la chirurgia robotica era una fantasia, definiamola così. Nel senso, penso ci fossero 5 robot a Da Vinci, costavano un mucchio di soldi, perché costavano veramente un sacco di soldi, erano milioni di euro per comprare un robot, però aver portato la chirurgia robotica ai livelli che oggi noi abbiamo in Veneto, per ovviamente gli interventi che si possono dedicare alla chirurgia robotica, non ha portato solo migliore efficienza, non ha portato solo migliori risultati rispetto ai pazienti, pensate, guardo gli urologi, la prostatectomia e tutto quello che ne deriva rispetto alla prostatectomia o molti interventi nel cavo addominale, ma soprattutto, ricordiamolo, ha portato una cultura nuova. Quindi io vedo dietro queste macchine che arrivano anche la crescita di una scuola, no? E questo è fondamentale, perché poi questa macchina sarà solo fra qualche anno, la guarderemo e penseremo alla preistoria, ci sarà un'evoluzione, e se noi non siamo pronti a questo cambiamento iniziando da subito, finisce che perdiamo quella posizione che oggi noi abbiamo guadagnato. Quest'ULSS è già interessata da una specificità. Se pensate, noi qui non abbiamo l'Otorino alla Lingoiatra a Conegliano, ce l'abbiamo a Vittorio Veneto. Il fatto di aver scelto di specializzarsi, considerate che penso che Vittorio Veneto abbia 50 letti all'Otorino, una quarantina, ecco, a Padova ce ne sono 10 o 15, 12, ecco. Vi dà una dimensione che non è vero che il territorio non può crescere perché comunque solo gli hub provinciali, come nel caso dell'azienda ospedaliera, regionali hanno chance di crescita. Non è così. Lì abbiamo visto che si è andati in una direzione giusta, abbiamo investito, abbiamo fatto anche scelte controcorrente. Oggi posso dire tranquillamente che quel reparto è stato clinicizzato, quindi vuol dire che diventa clinica universitaria con una direzione che sarà di un professore universitario e andrà nella direzione di continuare a crescere. Qui penso che sul ginocchio gli stessi ragionamenti li possiamo fare. Non è adesso, per carità, io ho la garanzia scaduta, voi sapete che fra un mese si vota in questa regione, però è pur vero che è importante mettere i presupposti affinché si possa crescere, e penso che il dottor Melchior abbia sicuramente rappresentato, non lo dico perché qui per piaggeria, ma lo dico perché sono convinto di questo, ragiono da amministratore delegato, abbia rappresentato il cambio di marcia, soprattutto perché comunque io devo riconoscere che ha portato subito richieste per innovazioni, come sono state portate ad esempio per il robot chirurgico che abbiamo acquistato, che abbiamo presentato l'ultima volta. Conegliano è interessato anche da un grande ampliamento. Quanti milioni sono? 58 milioni. 58 milioni, grazie, 58 milioni di euro, quindi voi dovete vedere nell'insieme
un ospedale che crescerà sempre di più, ma soprattutto che dovrà prendere delle decisioni rispetto alle specializzazioni. Voi vi ritroverete a discutere magari con un'altra amministrazione regionale, con altri professionisti, però ricordatevi che la specializzazione sarà fondamentale e avremo sempre più necessità di concentrare la casistica sui nostri professionisti, dotarli di altissime tecnologie e non vivere, scusatemi se ve lo dico, i complessi di inferiorità. Cioè, perché complessi di inferiorità? Qualcuno magari è un po' più analogico rispetto al mondo dei vostri colleghi digitali e dice ma io non mi sento meno medico di chi opera con robot e fa le protesi con questo robot. Sentite, il medico che faceva Salassi non era più medico di voi, non era più bravo di voi, faceva Salassi in un momento in cui fare Salasso era, diciamo, un'innovazione. E poi è arrivato lo stetoscopio, poi 50 anni fa, quasi 60 anni fa sono arrivati i primi ecografi, 50 anni fa una TAC era dedicata al malato terminale, forse ce n'era una per provincia. Oggi stiamo investendo tantissimo in nuove tecnologie. Agli operatori ricordo che noi abbiamo investito più o meno 70 milioni all'anno, cioè i veneti sono indagati e voi avete la possibilità di utilizzare tecnologie che in altre parti d'Italia e del mondo non ci sono. Ieri abbiamo presentato una macchina su Treviso ed è la quarta macchina in Italia ed è la 200ª macchina al mondo. Il mondo è grande e quindi le tecnologie sulle quali abbiamo investito noi siamo convinti che aiutino i nostri professionisti ad essere ancora più performanti. La sanità senza umanità, cioè senza la presenza dell'umano, è impossibile gestirla. Adesso ho visto che i cinesi, io seguo molto, diciamo, le innovazioni a livello internazionale, vedo che i cinesi adesso hanno fatto la storia tipo il distributore di lattine, no? Di merendine. Uno va lì, si fa inquadrare dalla telecamera, comincia a parlare con l'intelligenza artificiale, fa una sorta di anamnesi e poi sto aggeggio ti spara anche a dei farmaci se comunque l'anamnesi prevede che tu hai bisogno di farmaci. Vabbè, questa è un'estremizzazione del concetto, però noi siamo convinti invece che i nostri medici devono essere aiutati ad essere sempre più medici. Ad esempio l'avvento dell'intelligenza artificiale, ve lo dico perché sono convinto di questo, non è una stupidata. A volte sento anche tra voi professionisti, sento ragionamenti che si sentivano negli anni 90 rispetto ad internet. Sembrava che internet distruggesse il mondo. L'internet non ha distrutto il mondo, vi permette oggi di essere molto più operativi. Immaginate nelle sale operatorie se non avessimo più i cloud, la rete digitale. Pensate con la telemedicina cosa facciamo con internet. L'intelligenza artificiale ci darà ancora più modalità di essere più performanti nelle cure. Vi faccio solo un paio di esempi. Il professor Dei Tos a Padova ha adottato in anatomia patologica l'intelligenza artificiale per la stadiazione dei vetrini, quindi per la stadiazione dei tessuti, dei reperti, e ne viene fuori che la candidabilità dei pazienti alle cure è aumentata del 20%. Questo non vuol dire che i nostri anatomopatologi non funzionano, vuol dire che la memoria delle lastre che loro hanno in mente, quindi la riconoscibilità del tessuto e della relativa stadiazione in quel cervello non è come la memoria che l'intelligenza artificiale ti può sparare, che ti dice nel mondo ho trovato queste 20 immagini che sono esattamente sovrapponibili al vetrino che mi hai presentato. Questo non vuol dire essere meno medici, perché quel medico conosce il tessuto, conosce la stadiazione cellulare, conosce sicuramente tutto bene il suo mestiere, ma ha uno strumento in più. E così accade per molti altri, penso ai mammografi, no? Noi siamo quelli, anzi l'ho voluta io con forza questa, e anche qui molti medici non erano d'accordo e anche molte pazienti di quei medici, ma oggi sono tutti pentiti. La famosa breast unit, io ho istituito nel 2012 la breast unit quando la chirurgia era generalista. Io non ce l'ho con la chirurgia generalista, però se ci sono delle linee guida che prevedono 150 cancri del seno in sala operatoria per il primo operatorio all'anno, dico, cerchiamo di attrezzarci in maniera tale che quei chirurghi facciano solo cancri del seno. Oggi il risultato che noi abbiamo è 98% e oltre di esito positivo della cura del cancro al seno, ovviamente se la donna è stata seguita in un percorso di screening. L'altro discorso però, perché vi dico parlo di cancri al seno? Perché i nuovi mammografi che stiamo comprando, dotati di intelligenza artificiale, ci permettono di, con un'anagrafe ovviamente delle pazienti, di centrare l'immagine esattamente in maniera puntuale rispetto a quella paziente nel tempo, quindi l'operatore e il medico avrà una sovrapposizione di immagini esattamente compatibile, che per la lettura, diciamo, delle immagini
radiografiche non è poca roba, quindi evitiamo magari quell'artigianalità che era, come si può dire, doverosa da applicare, perché non c'erano altre soluzioni se non cercare di capire cosa è accaduto negli anni. Insomma, abbiamo degli aiuti che saranno sempre più evidenti, avremo sempre più bisogno di medici formati che ovviamente dovranno essere anche proattivi nel cambiare il loro approccio, perché mi rendo conto, io lo ricordo, ve l'ho detto all'inizio, con robot, quando tu porti il robot, il Da Vinci, allora c'era solo il Da Vinci, oggi pensate stiamo comprando la porta unica, adesso stiamo cercando di fare la gara non più per i 3 ingressi ma per la porta unica, vuol dire insomma continuare a seguire questa evoluzione. Io sono convinto che questo sia il destino della sanità. Se dovessimo ragionare per assurdo, lo dico sempre ai miei direttori, quando programmate immaginate sempre di avere un ospedale senza letti, perché se dovessimo essere, a volte voi vedete le classifiche degli ospedali, delle sanità, no? Noi siamo i primi a livello nazionale, ma c'è un dato che non viene mai fuori, che secondo me con visione manageriale è il migliore, che è quello di andare a vedere il tasso di ospedalizzazione dei pazienti, perché un ernia inguinale in Veneto ci sta 4 ore in ospedale, in alcune regioni ci sta 5-6 giorni. E secondo me, anche se hai i conti a posto quella regione, vuol dire che non cura bene i pazienti, cioè tu non puoi non aver adottato tecniche innovative di organizzazione che costano zero, che sono dei surgery, dei hospital e altro. Quindi il tema organizzativo, il tema di immaginare che noi dobbiamo deospedalizzare sempre di più, indirettamente il dottor Melchior prima l'ha detto, no? Il paziente sta meno, il paziente si mette in piedi prima, avremo meno trasfusioni, insomma avremo un decorso diciamo post-operatorio e riabilitativo di certo ridotto al massimo. Questa è la vera sfida. Chiudo con un tema che è stato toccato dal dottor Benazzi prima, la immigrazione sanitaria. Questa è una multa di confine. Cioè, io quando vado ancora a casa sono da Biban, cioè, vado in Friuli, torno dentro in Veneto, vado in Friuli, torno in Veneto. E allora, voi sapete che dal 2015 intanto c'è una mobilità sanitaria, cioè il cittadino di Conegliano può andare tranquillamente in Francia, si fa operare, ce ne dobbiamo pagare il conto, insomma c'è una mobilità sanitaria. E io non ho nulla contro la mobilità sanitaria, però la ritengo un benchmark, cioè nel momento in cui mi scappa, gli oncologici da questo territorio se ne vanno verso Aviano, faccio un esempio, noi ci dobbiamo porre un problema, se è un problema di comunicazione, se è un problema di indicazione, che qualcuno dice vai lì che lì va meglio, o se è un problema di efficienza. E quindi noi non abbiamo battaglie contro qualcuno, però è giusto che una macchina come la nostra, che ha 64.000 dipendenti, 12.000 medici, eroga 80 milioni di prestazioni all'anno, 2 milioni e mezzo di pronto soccorso e 9.000 persone ricoverate mediamente ogni giorno, deve porsi questi quesiti. Noi abbiamo... E poi lui è anche commissario dello IOV. Mi sono ricordato lo IOV. Però lo IOV abbiamo anche, ovviamente è una bella storia. Noi di immigrazione sanitaria, cioè cittadini che vengono da fuori regione, sapete quanto abbiamo? 300 milioni di euro. Cioè vuol dire che noi curiamo pazienti per un controvalore di 300 milioni di euro. Ma il bello di questo dato non sono i 300 milioni di euro, che non sono un guadagno per noi. Ed è proprio il bello di questo dato, che non sono un guadagno. Perché qui da noi non vengono i tunnel carpali che hanno il DRG, che insomma ci anche guadagni qualcosa, piuttosto che le appendiciti, o insomma le operazioni diciamo più rutinarie, senza che nessuno si offenda anche per i tunnel carpali, ma da noi arrivano i danni sanitari e quindi i nostri professionisti sono chiamati a risolvere guai creati dai loro colleghi in giro per l'Italia e questo penso che sia un grande merito. Quindi noi vorrei che qualcuno smettesse di dire che noi guadagniamo sui 300 milioni, noi non guadagniamo nulla, noi stiamo facendo un'azione di solidarietà unica a livello nazionale. Ieri entrando in un ospedale a Treviso siamo passati da una panchina proprio a 20 metri dalle scale mobili e c'erano 2 signori anziani e il marito di questa signora dice viva la Sicilia. Io mi sono fermato e ho detto bella isola, cosa fate qui? E vedi un po' commosso mi dice è 2 anni che sono qui per curare mia moglie e qui all'ematologia l'hanno salvato la vita, però nostalgia della mia terra. Io ho detto, ma come nostalgia della terra? Cosa sta succedendo? Per curare mia moglie qui ho dovuto affittare un appartamento a Preganziol e decidere di vivere qui. Cioè capite che io trovo immorale e poco etico che i cittadini siano costretti a farsi la valigia per curarsi fuori regione. E noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che state facendo voi
state facendo tanto. Ne approfitto e vi dico un'ultima roba, però è altrettanto vero che le regioni dalle quali partono questi cittadini qualche domanda se la devono fare, perché non funziona così. E sapete cosa mi ha detto sto cittadino? Commosso. Mi ha detto: la cosa peggiore è che entriamo in ospedale e trovo i miei conterranei che mi curano. Quindi dice: non è che mancano i professionisti, ma li trovo qua, quindi vuol dire che qualcuno non alimenta questo flusso. Ultima roba, vi ringrazio per le liste d'attesa. So che vi abbiamo chiesto un sacrificio, so che manca personale, parlo dei medici, perché il resto del personale abbiamo assunto 4.900 infermieri nel 2019. Anche sugli infermieri, vorrei dire una roba, infermieri e OS, vorrei dire una roba, tutti esperti a parlare, però vi ricordo che se io aprissi i bandi a gogo per gli infermieri, svuoto le RSA, vi è chiaro? Cioè noi abbiamo 300 RSA e 30.000 ospiti nelle RSA. Quindi il Presidente della Regione deve cercare di mantenere un equilibrio instabile per evitare che poi i nostri anziani fragili nelle RSA vengano tutti in ospedale, perché allora come si dice, cambiano dei fattori, il prodotto non cambia. Quindi stiamo cercando, ovviamente c'è stato un vulnus formativo, c'è un vuoto formativo pauroso sul fronte dei medici, ne mancano 50.000 in Italia, dei quali 3.500 in Veneto, ma tutto sto grande discorso per dire cosa? Che voi quest'anno avete performato, pur avendo 250 medici in meno rispetto all'organico che dovremmo avere, semplicemente per dare e avere delle quiescenze e delle uscite, più 5%. Cioè vuol dire che è una macchina che ha talmente stressato la produzione che avete fatto un più 5%. Cosa significa per noi cittadini? Significa che siamo partiti questa squadra dal 2021 con 500.000 visite in galleggiamento, che non è neanche in attesa. In galleggiamento vuol dire che forse anche non ti chiama più nessuno, infatti qualcuno ce lo siamo persi per strada, Covid, casini vari. Oggi ne abbiamo 7.000. Oggi abbiamo 7.000 visite in tutto il Veneto. Cioè vuol dire che avete fatto un lavoro poderoso, e quindi voglio ringraziarvi anche per questo, perché ancora una volta la macchina ha dimostrato efficienza. Quindi ringrazio tutti i medici, tutti gli infermieri, tutto il personale infermieristico, gli OS, gli amministrativi, perché poi è un lavoro di squadra. Avete fatto un grande lavoro. Questo è un lavoro che lo si sceglie, non è che lo fai perché ti serve un posto di lavoro, e quindi qui ci mettete passione, determinazione, forza di volontà. Poi c'è sempre qualche che mela marcia, se la identificate fate in modo che vada a fare qualcos'altro, perché nella sanità la mela marcia fa danni e basta. Insomma, dire che la squadra non è performante assolutamente no, veramente grazie di cuore per quello che avete fatto. E io andrei a vedere il robot. Grazie.